venerdì 21 marzo. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo con le notizie di cronaca. Come facciamo sempre ogni mattino, prosegue il tour della Commissione regionale antimafia. Ieri tappa a Messina. Un report impietoso, quello che è stato presentato. Cresce la mafia sommersa, aumenta l'uso di armi e di crack. 2 anni fa una dose di crack costava 5 euro, oggi una dose di crack costa 2,50 euro. Un dato, un allarme che emerge dalla visita della Commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici a Messina, in prefettura, dove è proseguito il lavoro di mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Incontri con i vertici delle forze dell'ordine e con i sindaci dei 108 comuni, ed è emerso subito come la preoccupazione maggiore sia per l'aumento dell'utilizzo di droga, soprattutto crack, da parte di giovanissimi minori, per i quali una dose di crack costa meno di un panino. Meno di un panino, non solo. Il rischio qual è? Che il crack non basta più una dose. Perché costa meno? Perché una dose si sballa, quindi dopo una dose ne serve la seconda, serve la terza, serve la quarta. Quindi se si riduce il costo del crack è più diffusa il numero di consumatori e che riguarda drammaticamente i ragazzi, i minori. L'aumento del traffico di droga porta al riciclaggio, soprattutto nel settore delle scommesse, ma anche nel circuito economico tradizionale, ha detto Cracolici, che poi ha evidenziato come in provincia di Messina circolino tantissime armi, segno di una mafia armata, ma che sceglie di essere sommersa. E la preoccupazione è che questa dimensione armata dell'organizzazione mafiosa può determinare una fase nella quale prima o poi quelle armi potrebbero essere utilizzate. E andiamo da Emanuela Corsi questa mattina, perché i dati che vengono fuori da questa visita sono allarmanti, quello della Commissione antimafia a Messina. Sì, vediamo questo incontro appunto di ieri sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Mafia a Messina e allarme, crack, droga a prezzi ridotti e consumi in crescita da parte soprattutto dei minorenni. Peggiora il quadro delineato dalla Commissione regionale antimafia a 2 anni dalla prima visita in riva allo Stretto. Qui vediamo il tavolo con tutti i presenti. Le prime audizioni della Commissione regionale antimafia hanno riguardato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dalla prefetta Cosima Di Stani e il questore Gargano, i vertici di Carabinieri e Finanza, i colonnelli Arcidiacono e Franchetti e il capo sezione della DIA Letizia. E poi andiamo a vedere anche su Repubblica Palermo, l'antimafia a Messina, l'allarme è legato alla droga e al pizzo. Come sentivamo, rispetto a 2 anni fa nel territorio messinese abbiamo riscontrato una crescita della diffusione della droga e soprattutto della crack, ma anche un fenomeno estorsivo in continuo aumento, con le denunce che però paradossalmente diminuiscono. Queste le parole appunto del presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici ieri nella città dello Stretto. E poi a proposito di mafia vediamo anche altre notizie. Intanto oggi ricordiamo che è la giornata nazionale per le vittime appunto di mafia. A Trapani oggi batte il cuore antimafia, penultimi passi di quei 100 che Libera, l'associazione di Don Ciotti, ha preparato in vista appunto della giornata nazionale in programma a Trapani oggi, in cui si ricordano ben 1101 vittime innocenti delle mafie, spesso persone di cui non si sa nulla, che non sono conosciute, eppure sono ben 1101. E poi andiamo a vedere anche la Sicilia di oggi. Prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, questo è un po' legato al tema. Sottoscritto un protocollo d'intesa tra le prefetture di Catania, Siracusa e Ragusa e la procura Etnea. L'obiettivo è evitare le infiltrazioni criminali appunto e tutelare l'economia legale. Adesso invece lo scandalo dell'ASP di Trapani, 2 ispezioni, 2 inchieste, provvedimenti del governo in arrivo, ma il manager Croce resiste al suo posto e chiama in causa la regione.
Lo scandalo dei referti in ritardo adesso è sul tavolo del ministro della Salute Schillaci, che si dice pronto a prendere provvedimenti. I suoi ispettori, accompagnati dai carabinieri dei NAS, sono già ripartiti con borse cariche di documenti. Fra questi anche la memoria di 9 pagine in cui il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, ripercorre la vicenda che ha portato alla luce oltre 3.000 referti istologici rimasti senza diagnosi, di cui 206 risultati positivi. 206 persone, cioè, che hanno scoperto con grave ritardo di avere un tumore. È il dato ufficiale emerso dal report della task force della regione. Croce resiste e non ci sta. Il passaggio più delicato della sua autodifesa è quello in cui tira in causa il governo regionale. C'è una PEC del luglio scorso in cui mette al corrente l'assessorato dell'enorme mole di arretrati, senza averne risposta. L'attuale manager, da giorni sotto pressione per lasciare l'incarico, non ci sta ad essere il capro espiatorio, ricordando tutti i tentativi di sopperire alla carenza cronica di anatomopatologi, i medici che analizzano i vetrini di campioni di tessuto. Solo 3 medici in servizio sui 9 previsti in pianta organica. Ma nell'appello ad altre aziende regionali per la stipula di convenzioni, nella richiesta di esternalizzare il servizio ottengono il risultato sperato. Così si arriva a ritardi di 8 e persino 9 mesi, con le diagnosi consegnate a pazienti già morti. Sul dirigente pende ormai l'ultimatum di Schifani: dimissioni subito o sospensione di 60 giorni da parte della regione. Uno scontro che è anche politico e vede il braccio di ferro tra i rispettivi partiti di riferimento, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La partita sull'ASP di Trapani, insomma, si gioca su più livelli. Ormai l'ASP di Trapani è diventato un caso anche nazionale, diciamo Un così. caso nazionale che scuote anche la politica nazionale, naturalmente. Allora, intanto andiamo a vedere Repubblica Palermo. Oggi è sempre l'apertura, referti in ritardo a Trapani, via alle cure per i malati. Abbiamo detto più di 200 persone hanno scoperto di avere un cancro e oggi Schlein, la leader, la segretaria del PD, va all'ASP dello scandalo. Oggi la segretaria parteciperà prima alla marcia appunto di Libera di cui parlavamo prima, poi il passaggio in ospedale. Intanto gli ispettori chiedono altre carte al manager Croce, task force dei sindaci per aiutare i pazienti. E poi c'è una ricostruzione che oggi fa sempre Repubblica, una catena di errori e inadempienze che ha tenuto 3.000 vite sospese appunto in attesa di questi esiti. Andiamo a vedere anche la Sicilia con qui Trapani, memoria di Croce agli ispettori. Oggi la relazione sul tavolo di Schillaci. Il Movimento 5 Stelle chiede una seduta all'ARS, interrogazione del PD sulla petizione pro manager, perché in tanti hanno difeso insomma il manager parlando proprio di carenza di personale, un organico ridotto ormai all'osso, però insomma si cerca di capire cosa non abbia funzionato. Parliamo ancora di sanità, di presunta malasanità. 4 medici sono stati indagati per omicidio per la morte di un 26enne deceduto per una pancreatite nel pronto soccorso dell'ospedale Santeria di Caltanissetta nel 2021. Il Tribunale di Caltanissetta ha ordinato la loro imputazione coatta. Era giunto in pronto soccorso per una pancreatite per poi morire nelle ore successive. Da allora i genitori di Mirko Mattina, un giovane pizzaiolo nisseno di 26 anni, hanno portato avanti una battaglia legale per capire se ci fossero state o meno colpe da parte dei medici, cosa che aveva fatto scattare una denuncia e la successiva archiviazione. Adesso però il GIP del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha disposto l'imputazione coatta per 4 medici dell'ospedale Sant'Elia indagati per il decesso del giovane avvenuto il 27 dicembre del 2021. A seguito della denuncia sporta dal padre del giovane, il PM aveva iscritto nel registro degli indagati 9 persone, tra personale medico e paramedico, disponendo l'autopsia. Espletati gli accertamenti tecnici ripetibili, era stato disposto l'incidente probatorio con la nomina di un collegio peritale utile ad accertare le cause del decesso e le eventuali negligenze da parte degli indagati. Dopo il deposito delle perizie, il PM aveva formulato la richiesta di archiviazione, richiesta alla quale i genitori di Mirko si erano fermamente opposti. Le argomentazioni mosse dai legali della famiglia sono state pienamente condivise dal GIP Salvucci, il quale ha ordinato al PM l'imputazione coatta per 4 medici per i reati di omicidio colposo e cooperazione nel delitto colposo. Secondo quanto emerso in fase di indagini preliminari, si ravviserebbero nel loro operato il carente erroneo approccio diagnostico e soprattutto terapeutico, quest'ultimo pure colposamente tardivo. Sempre il GIP David Salvucci ha archiviato le posizioni di 4 medici e un infermiere, non ravvisando nei loro confronti alcun profilo di colpevolezza.
Emanuela, adesso ancora sanità, però questo è un caso di, almeno per il momento, presunta mala sanità. Sì, infatti rimaniamo sempre sulla stessa pagina della Sicilia, pagina 7, dopo aver visto lo scandalo di Trapani. Non curarono la pancreatite, il GIP, 4 medici a processo, imputazione coatta dopo l'opposizione dei familiari, archiviati 5 sanitari. C'è il padre che ricorda insomma un po' quello che è successo, cosa il figlio, il pizzaiolo appunto di 26 anni, Mirko Mattina, che era finito in ospedale. Siamo negli anni del Covid-19, quindi di stress tra positivi e negativi che si alternano tra le corsie ospedaliere. Codice verde all'inizio per questo ragazzo per dolore addominale. Questo è stato scritto nel referto di ingresso proprio al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il ragazzo è negativo al tampone, così viene sottoposto ad una TAC da cui emerge appunto questa pancreatite. Un accertamento radiologico con il padre Vincenzo che attende dietro la porta. Poi il padre è stato mandato a casa perché naturalmente in quegli anni non si poteva rimanere in ospedale. Infatti lui ha detto poi, visto che al momento non è possibile rimanere al pronto soccorso, sono tornato a casa. Dopo qualche ora mio figlio tramite messaggio mi ha detto che era stato fatto un secondo tampone ed era questa volta positivo, quindi è stato trasferito al pronto soccorso infettivologico dove vengono inviate le persone appunto positive al Covid. Da lì ho contattato il medico che mi ha riferito che da una seconda TAC effettuata con mezzo di contrasto risultava una pancreatite priva di complicazioni. E adesso siamo a Catania, c'è stata un'altra aggressione al personale della MTS, un autista è stato preso a calci, pugni, ferito alla testa da un passeggero con uno zaino. I sindacati dicono troppi episodi, dicono, di violenza, intervengono le istituzioni. È stato spintonato, preso a calci e pugni ed infine colpito alla testa con uno zaino. Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un autista della MTS finito in ospedale per una vile aggressione avvenuta al capolinea dei due obelischi. La vittima, trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, ha riportato una ferita alla testa per la quale sono stati necessari 3 punti di sutura. Un pestaggio in piena regola da parte di un passeggero che ripropone il problema della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Sono tante le aggressioni che ricevono periodicamente sia i conducenti sia gli operatori della stessa azienda pubblica locale del Comune di Catania. Abbiamo sollevato al sindaco di Catania con un problema di sicurezza su tutto il territorio catanese e in particolar modo per questa azienda. E preoccupa la situazione a Librino. Rinnoviamo l'appello a tutte le istituzioni, al prefetto, al sindaco di Catania affinché si possano prendere i provvedimenti per mettere quantomeno in sicurezza questi lavoratori. Dopo le dimissioni dal Policlinico, ancora dolorante e comprensibilmente sotto shock, il conducente della MTS si è recato in caserma per sporgere denuncia. Emanuela. Dalla Sicilia vediamo autista di un bus MTS aggredito da un passeggero, la Will, i lavoratori nel mirino di violenti e balordi. L'uomo è stato ferito alla testa, è finito al pronto soccorso del Policlinico dove ha ricevuto 3 punti di sutura. Non è il primo caso, infatti appunto c'è l'allarme dei sindacati che dicono a Catania i lavoratori del trasporto pubblico locale sono ormai nel mirino di violenti e balordi, ma tutto questo non basta perché vengano assunte adeguate iniziative di tutela. Si parlava anche di telecamere, ti ricorderai, nei bus e via dicendo, però insomma il fenomeno resiste. Noi andiamo avanti con la rassegna, quindi vediamo le prime pagine, partiamo dalla prima di Repubblica Palermo. Oltre ai referti in ritardo che abbiamo già visto, c'è anche questa notizia nel taglio alto: droga su Telegram, serve il documento. Qualche settimana fa è arrivata una comunicazione perentoria sulle chat di Telegram. Ecco il link di Signal. Per adesso ci spostiamo lì, ma poi gli spacciatori 4.0 di Palermo hanno preferito ritornare invece sul social, su Telegram, dove tra l'altro già avevamo parlato tempo fa appunto di queste cose che sono state scoperte, appunto dove venivano mandati questi messaggi, addirittura c'era il tariffario, insomma un po' di tutto, era una sorta di market della droga. Però hanno comunque cambiato le regole di accesso per evitare naturalmente i controlli delle forze dell'ordine, quindi da questo punto di vista si sono organizzati e hanno imposto a tutti i consumatori che vogliono entrare in chat di fornire la propria carta d'identità.
Sì, quindi c'è stato questo aggiornamento, diciamo così, su Telegram per quanto riguarda lo spaccio. Vediamo altre notizie sicuramente più leggere. A Palermo le stazioni ferroviarie si rifanno il look e poi si torna a parlare della politica siciliana dopo questa notizia che è sempre stata tirata fuori ieri da Repubblica Palermo, cioè una sorta di attacco Tamaio sotto il fuoco amico, perché è stata mandata via la Pennino, appunto un assessore in quota a Tamaio, cresce la faida contro di lui. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sicilia e vediamo qui Fitto con il governatore Schifani. Fitto ieri a Palermo, Schifani annuncia il cambio di linea alla Sicilia, rimoduli, fondi in ritardo. A Termini fabbrica di mezzi militari, questa è la domanda. E poi a Caltanissetta appunto la morte di questo giovane pizzaiolo, si indaga perché potrebbe essere un caso di malasanità, ma vediamo la notizia qui nel taglio centrale con questa foto: viva la memoria, 40 anni dalla strage di Pizzolungo, colloquio di Margherita Asta, non si vive nell'odio, vittime di mafia, oggi è appunto la giornata di Libera. E ancora il caso Trapani, dossier degli ispettori sul tavolo di Schillaci, il manager si difende e accusa l'assessorato che secondo lui sapeva. E poi inchiesta le scatole spagnole, si torna a parlare dell'affair così Caltacqua, quindi le scatole spagnole e i depuratori in tilt per l'affair Caltacqua, caccia ai segreti nei PC. E poi allergie, 9 milioni di italiani con l'incubo di allergie. Ne parleremo stamattina. Esatto, un bambino su 5 invece combatte con l'asma. Questo poi è il periodo, quindi, ma ne sapremo meglio sicuramente tra poco con il tuo approfondimento, Angelo. Poi vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. Abbiamo già visto l'apertura dedicata appunto a mafia, alla commissione antimafia appunto a Messina. Ancora vediamo nel taglio alto questa notizia: alta percentuale di batteri, è stata chiusa un'altra sala operatoria al Papardo di Messina dopo lo scandalo che aveva portato alla chiusura di 2 sale operatorie di cardiochirurgia per alcune morti sospette, sale operatorie che poi sono state dissequestrate. Adesso invece c'è quest'altra tegola appunto che cade su questo nosocomio appunto messinese. A Gioiosa Marea un altro caso di un uomo che viene azzannato dai cani in gravi condizioni, uomo di 87 anni, i cani sarebbero del genero in questo caso. E poi vediamo ancora altre notizie, magari andiamo all'interno per vedere qualcosa della Gazzetta del Sud. Vediamo qui. Da giugno, ecco, più donne nelle giunte comunali, almeno il 40% degli assessori nelle città con più di 15.000 abitanti appunto saranno donne, rimpasto anche a Messina. La riforma degli enti locali approvata dalla Commissione Affari Istituzionali all'Ars, spazio al consigliere supplente. Vediamo solo l'apertura del Giornale di Sicilia, Angelo. Sì. Ecco qui appunto la riforma che rimpasta le giunte, almeno il 40% appunto di donne tra gli assessori comunali. Questa è un'altra riforma e vediamo se poi sarà attuata, ovviamente. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te per i quotidiani nazionali. Come ogni mattina adesso ci colleghiamo con la Polstrada del compartimento della Sicilia orientale. Buongiorno al sovrintendente Vito Giovanni Russo, una buona giornata. Buongiorno direttore, a lei e a tutti i nostri spettatori dalla sezione di Catania del compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Oggi fortunatamente non si registrano particolari criticità, oltre ai consueti rallentamenti dovuti all'ora di punta, in particolare sulla diramazione della 18 dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania Centro e sulla tangenziale di Catania in direzione sud, quindi direzione Siracusa. Stessa problematica quindi dei rallentamenti in atto sulla 18 Messina Catania, fin da Giarre in direzione Catania a causa della parzializzazione di una parte della gareggiata per lavori in corso, quindi si circola solo sulla corsia di sorpasso. Notizia importante sulla stessa 18 Messina Catania: a causa dei lavori
in corso, è importante segnalare che fino al 12 di aprile rimarrà chiuso l'entrata allo svincolo di Taormina nella carreggiata direzione Catania. Sempre sulla 18, però nel tratto Siracusa-Modica in direzione Siracusa, tra Avola e Cassibile in direzione Siracusa, quindi è interdetta la circolazione dei veicoli superiori a 7 tonnellate e mezzo. Sulla A19 Catania-Palermo persiste la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita sulla carreggiata direzione Palermo, pertanto chi proviene da Catania deve svincolare a Molinello o a Duttaglia. Così come rimane ancora chiusa la rampa di immissione alla 19 dallo svincolo di Catania stessa in direzione Catania. Per quanto riguarda le strade statali, sulla 192 la Valle del Guttaino, la stessa è interdetta al traffico veicolare in entrambe le direzioni per lavori in corso ed è quindi necessario il percorso alternativo autostradale della 19 Catania-Palermo, quindi dagli svincoli di Gira a Catenanova e viceversa. Questa è la situazione attuale, ovviamente sempre in continua evoluzione durante la giornata. Pertanto vi raccomando sempre la massima cautela ed un elevatissimo senso di responsabilità, perché la sicurezza stradale è un bene comune, una responsabilità sociale condivisa e il massimo della sicurezza si ottiene solo rispettando le più basilari norme di comportamento previste dal codice della strada, mettendosi alla guida concentrati, in uno stato psicofisico idoneo e verificando che il proprio veicolo sia in perfetto stato d'uso prima di iniziare a guidare. Aggiungerei, perché le raccomandazioni non sono mai troppe, visto l'approssimarsi del weekend e della bella stagione, di prestare ancora più attenzione ai soggetti deboli della strada, come i pedoni, le biciclette e i motocicli. Dal combattimento Polizia Stradale Sicilia Orientale, insieme ai miei colleghi costantemente impegnati su strada, vi auguro una serena giornata e un buon fine settimana. Grazie, buon lavoro a tutti voi, ringraziamo il sovrintendente Vito Giovanni Russo e adesso andiamo a vedere la situazione del traffico a Catania. Vediamo di potervi mostrare, eccola qui, la vedo già, via Vincenzo Giuffrida, chiedo scusa, situazione diciamo abbastanza in linea con quello che ogni mattina si verifica a quest'ora, con le auto bloccate in alcuni punti per i semafori pedonali, ma traffico piuttosto intenso. Ci fermiamo, è la prima sosta della mattinata, fra poco la rassegna stampa nazionale. Eccoci di nuovo insieme per proseguire la nostra mattinata, andiamo ai quotidiani nazionali con Emanuela. Sì. Partiamo dal Corriere della Sera, Angelo. Allora, al Consiglio europeo ieri si parla naturalmente di riarmo, l'Europa è divisa sul debito e poi quindi avanti con il piano per la difesa, resta il nodo dei finanziamenti, Orban però che si sfila sul sostegno a Kiev ancora una volta, Zelensky che chiede di incalzare Putin e poi ancora polemica su Ventotene, sulle parole appunto di Giorgia Meloni sul manifesto di Ventotene. Meloni parla di reazioni isteriche da parte delle opposizioni, io insultata, ma le opposizioni vanno nuovamente all'attacco. E poi altre notizie, vediamo. Intanto l'effetto Trump sui viaggi negli Stati Uniti, restiamo nel taglio alto, fermati, respinti i turisti in calo in America proprio per l'effetto Trump, alcuni decidono addirittura di rimandare il viaggio, altri cancellano le prenotazioni, l'effetto Trump pesa sugli ingressi negli Stati Uniti, diversi cittadini europei, turisti, studenti, scienziati sono stati respinti o portati nei centri di permanenza e la Germania avverte rischi per chi va negli Stati Uniti. E poi vediamo nel taglio centrale Spalletti, la foto del commissario tecnico appunto della nazionale, deluso per la sconfitta di ieri contro la Germania a San Siro. Azzurri, il cuore non basta, la Germania vince in rimonta, il gol di Tonali illude l'Italia perché poi nella ripresa appunto la Germania segna 2 gol. Purtroppo sì. Però diciamo non tutto è perduto perché ci sarà poi domenica il ritorno a Dortmund appunto. Magari riusciamo a fare qualcosa che non siamo riusciti a fare in casa, ma lo speriamo tutti, no? Poi vediamo invece per la cronaca, si torna a parlare della strage di Paderno, di quella 17enne che sterminò la famiglia a coltellate. La perizia pare che questo 17enne si rifugiasse nelle sue fantasie, voleva l'immortalità raggiungibile solo liberandosi dei propri affetti. Sembra una follia, ma
ma così hanno stabilito appunto i medici che lo hanno visitato. Quando ha ucciso madre, padre e fratello di 12 anni, le sue capacità di intendere e volere erano parzialmente scemate, sospese tra realtà e fantasia. Questo è appunto l'esito della perizia psichiatrica su Riccardo, che era minorenne a Paderno quando ha sterminato la famiglia. Oggi il ragazzo ha 18 anni. Vediamo la Repubblica, ancora Meloni su Ventotene, un nuovo attacco, la Premier da Bruxelles contro la sinistra illiberale e nostalgica, poi critica chi ha distribuito in piazza il manifesto e Scalfari. Poi vediamo ancora vertice Unione Europea, sostegno a Kiev, ma sul riarmo non c'è appunto l'unità. Vediamo questa foto dedicata a Bolle, Roberto Bolle, che compie 50 anni, grande étoile appunto italiano. Bolle i suoi primi 50 anni, la danza e anche dolore, ma non voglio smettere. Andiamo a vedere Avvenire, con un piano in risalita come apertura sul tavolo del Consiglio europeo, nuovi dubbi sulla strategia di riarmo della Commissione. Meloni non indietreggia su Ventotene e medita un rilancio la settimana prossima. E poi oggi dicevamo la manifestazione di Libera, la giornata in memoria delle vittime delle mafie, che è iniziata nel 95. Da 30 anni il no alla mafia, parla Don Ciotti, non smantelliamo le leggi. Ancora vediamo La Stampa, riarmo, Meloni si smarca da Ursula, prudenza sulla guerra, poi attacca, sinistra illiberale e nostalgica dopo gli attacchi appunto per le sue parole sul manifesto di Ventotene, l'opposizione domani dice tutti a Ventotene. E poi Dazi, l'allarme di BCE e Ocse, crescita soffocata, in Italia 23.000 imprese a rischio, il tycoon alla Fed, tagliate i tassi. Vediamo queste due fotonotizie che riguardano lo sport, perché da un lato appunto vediamo la partita di Nations League tra Italia e Germania, l'andata, azzurri bene nel primo tempo, poi KO con i tedeschi e un'Italia a metà. E poi questa notizia, una bella notizia per le donne, perché per la prima volta c'è una donna a capo del Comitato Olimpico Internazionale, la storica scelta del Comitato, eletta a Coventry. Andiamo a vedere il resto del Carlino, che appunto le dedica questa foto nel taglio centrale. La prima donna dei 5 cerchi, l'africana Coventry guiderà il Comitato Olimpico. I nodi, atlete trans, come sappiamo è un tema molto divisivo, soprattutto per quanto riguarda il Comitato, e Russia. E poi Putin che si congratula con lei. Vediamo l'apertura, l'Europa sostegna Kiev, invece il riarmo è in salita, non convince tutti i paesi appunto dell'Unione Europea. E poi andiamo a vedere le altre notizie. Intanto nel taglio basso una bella notizia, soprattutto per qualcuno che con 3 euro ha vinto ben 88 milioni al Super Enalotto, jackpot a Roma. Una bella cifra, Angelo. Direi proprio di sì. Che un po' ti cambia la vita, diciamo così, ma leggermente. E poi vediamo anche oggi il resto del Carlino nel taglio alto, festeggia i suoi 140 anni, è nato il 21 marzo del 1885. Vediamo il Messaggero con i dazi rinviati, l'Europa tratta i 27, posticipano a metà aprile la risposta da dare a Trump, più tempo per cercare una mediazione. Allarme di Lagarde, la guerra commerciale con gli Stati Uniti costerà mezzo punto di PIL all'Eurozona. Non so se abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Sì. E allora torniamo a parlare di una vicenda un po' strana, cioè di una maestra che insegnava di giorno, ma poi diciamo per il resto della giornata si spogliava su OnlyFans. È arrivata addirittura una nota del Ministero che insomma ha dato anche un po' una stretta a questi comportamenti da parte degli insegnanti, e quindi la maestra intanto di OnlyFans è stata sospesa dalla scuola, non potrà più insegnare. Tra l'altro lei insegnava all'Istituto Cattolico di Varago in provincia di Treviso, e lì
naturalmente c'è un clima abbastanza strano, perché c'è un silenzio assordante. Lei si chiama Elena Maraga, appunto 29 anni, la maestra d'asilo iscritta su OnlyFans, è bodybuilder, diventata un caso mediatico del momento, una notizia anche un po' curiosa. Andiamo a vedere il giornale. Ecco qui a lei è dedicata anche questa notizia. In prima pagina la maestra nuda su OnlyFans, il ministero rivede le regole social, ma diciamo l'apertura è dedicata sicuramente ad altro, con le parole di Meloni che parla di sinistra illiberale. E poi vediamo Trump che firma show per chiudere il Dipartimento dell'Educazione. Ancora vediamo, si torna a parlare del reddito di cittadinanza, fregatura, reddito 5 Stelle, adesso ci costa altri 3 miliardi, arriva la sentenza della consulta. E ancora sul Sole 24 Ore, quindi vediamo qualche notizia di economia e finanza, il debito globale che tocca i 100.000 miliardi. L'Unione Europea avanti a fatica sui fondi invece per la difesa. L'Ocse dice la spesa per interessi sale al 3,3% del PIL, il livello più elevato dal 2007. Non sono numeri confortanti. E poi Consiglio europeo, dicevamo, Meloni accolta nostra proposta su garanzie europee per privati. Bene, allora adesso le previsioni meteo e poi subito dopo i primi ospiti della nostra mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì annuvolamenti compatti interesseranno le regioni di nord-ovest e la Toscana, con fenomeni più diffusi ed intensi in serata. Sul resto del territorio prevalenza di tempo stabile e dunque sulla Sicilia l'alta pressione favorirà una giornata di bel tempo con sole protagonista e con al più di tanto in tanto il passaggio di lievi velature. Attenzione ai venti che soffieranno sostenuti sul versante occidentale e su quello meridionale, il tutto con temperature massime che localmente toccheranno anche i 20-22 gradi. E così per la giornata di sabato non abbiamo nessuna variazione, ancora l'alta pressione sarà la protagonista assoluto, regalando una giornata ampiamente assolata e stabile con cielo sereno al più poco nuvoloso in serata. Attenzione però ai venti che tenderanno ad intensificarsi, si sentiranno non solo sulle zone costiere ma anche nelle aree interne, il tutto con valori massimi che localmente saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. I primi ospiti della giornata. Prossima fermata autonomia. Buongiorno a Federica Failla, psicologa, e buongiorno anche ad Andrea Frenda, che è un operatore dei progetti di autonomia. Allora, cerchiamo di capire che cos'è prossima fermata autonomia. Perché questo titolo? Da chi partiamo? Dalla dottoressa. Intanto grazie di averci dato questa possibilità di raccontarci e raccontare appunto questa iniziativa. Prossima fermata autonomia è un nome che definisce un po' e spiega un po' quella che è la nostra cooperativa sociale. Cooperativa Controvento è una cooperativa che da 10 anni opera sul territorio di Catania, nella sua provincia, da poco anche sul territorio di Enna e nella sua provincia, e in maniera itinerante, in maniera dinamica, fa tutta una serie di azioni e di progetti rispetto a quelle che appunto il principio su cui si fonda appunto tutta la nostra concept di cooperativa, che è appunto l'educazione all'autonomia e all'autodeterminazione delle persone con disabilità.
Noi ci accingiamo a fare 10 anni con grande orgoglio di attività sì, e di lavoro con le persone e per le persone con disabilità, e quindi abbiamo appunto pensato di lanciare questa campagna di sensibilizzazione che possa in qualche maniera andare a spiegare nella metropolitana quello che è il nostro lavoro. Adesso cerchiamo di capire, perché è un progetto particolare, è un progetto che in qualche modo fa sentire le persone che hanno qualche problema, diciamo che soffrono di problemi legati anche alla disabilità intellettiva, un po' più, diciamo, li fa prendere coscienza di quelle che possono essere le loro potenzialità, li fa sentire parte integrante anche di quello che quotidianamente si può fare andando anche in metropolitana. E per questo ogni fermata che cosa succede? Lo chiedo ad Andrea Frenda, che poi è un operatore che sarà sul posto, immagino. Sì, assolutamente. In ogni fermata della metro che cosa noi succede? In ogni fermata, diciamo, non abbiamo, la nostra campagna avverrà all'interno dei vagoni della metro, per cui ci saranno dei cartellini, dei poster esposti all'interno dei vagoni, dove, diciamo, ogni fermata rappresenta un passo, un obiettivo che noi andiamo a raggiungere con i ragazzi, con i nostri utenti. Parliamo quindi di affettività, di inserimento lavorativo, di autonomia in generale, quindi tutti quegli obiettivi che poi puntano all'autodeterminazione dei nostri utenti. Ecco. Si comincia oggi, 21 Si comincia marzo. oggi, 21 marzo, e fino al 2 aprile, perché sono la giornata 21 marzo, la giornata mondiale sindrome di Down, e il 2 aprile la giornata sulla consapevolezza dell'autismo. Quindi in quest'arco di tempo saranno esposti queste frasi dei nostri ragazzi. Perché la metropolitana? Chiedo perché la metropolitana certamente è un modo che ci consente a tutti noi di potersi spostare e quindi renderci liberi. È questa, diciamo, la metafora che lega il vostro messaggio? Sì, questo e soprattutto per noi la metropolitana è diventata un simbolo, no, per Controvento, perché da 10 anni che lavoriamo sul territorio, facciamo progetti e lavoriamo con i ragazzi all'autonomia, quindi noi prendiamo costantemente la metropolitana, abbiamo ragazzi che adesso prendono la metropolitana da soli, abbiamo per esempio Ivan che cita anche una frase all'interno della metropolitana, che a me piace molto prendere la metro, io uso la fermata di Inesima. Abbiamo noi anche tutte le nostre, diciamo, sedi qui a Catania, sono tutte vicino ad una fermata della metro, quindi magari rispetto ad un autobus la metropolitana è un attimino più facile per noi. Allora, è uno strumento per emanciparsi, Assolutamente, diciamo, questo tipo certo. di metafora. È uno strumento per emanciparsi, anche perché abbiamo voluto riassumere le fermate, come possiamo vedere appunto, che sono poi i temi su cui noi lavoriamo, che noi quotidianamente affrontiamo, che in realtà, se ci si riflette, sono i temi che ogni persona incontra e affronta nella vita, perché sono appunto dei temi sull'istruzione, sono i temi che riguardano il lavoro, sono i temi che riguardano l'affettività, la relazionalità, le relazioni affettive in termini amicali o di tipo sentimentale, sono temi di autodeterminazione, emancipazione, vita indipendente, sono tutti temi che le persone nell'arco della propria vita affrontano, e noi lavoriamo appunto con i nostri ragazzi su questi temi, e infatti sarà possibile per chi vuole poter fare un giro in metro, andare appunto a vedere i cartellini, dedicare un attimino del tempo a poterli leggere, a leggere le storie dei nostri ragazzi, a leggere le storie che parlano appunto di questi temi, al fine di poter in qualche maniera avere la possibilità anche di guardare con un occhio diverso, ascoltare con un occhio diverso queste storie che si narrano e si raccontano. Ma possiamo dire che in qualche modo la metropolitana si trasforma in una sorta di palcoscenico anche?
Sì, la metropolitana si diventa un palcoscenico, diventa una vetrina, diventa un mezzo per poter raccontare. In realtà c'è da dire una cosa, noi come dicevo anche all'inizio, le nostre attività, come dicevo, sono itineranti, sono dinamiche per la città, quindi è anche una restituzione che si fa alla città, alla comunità che ci accoglie, che ci ospita, che ogni giorno ci permette di poter appunto realizzare i nostri progetti. Quindi sì, è assolutamente un palcoscenico, è una vetrina di restituzione appunto a quella che è la comunità. Secondo noi questa è un'iniziativa che ha un grandissimo impatto sociale e che vuole appunto raccontare alla comunità qualcosa e restituire qualcosa alla comunità a Catania. I ragazzi e le persone che insomma partecipano al vostro progetto hanno subito condiviso questa vostra idea o altrimenti sono arrivati alla conclusione che per quello che sono chiaramente le loro diciamo, possibilità anche di espressione, sì, cioè voglio dire, hanno accolto bene questo tipo di progetto? Assolutamente. Perché diciamo, è un'idea nuova, un po' innovativa, di utilizzare magari i mezzi pubblici per fare in qualche modo educazione, per rendere queste persone autonome nel loro percorso di vita, che è un po' già piuttosto, diciamo, difficoltoso. Rispetto a questo, i nostri progetti sono dei progetti che si rivolgono a una fascia di età, una fascia di vita che è lunga, e perché possiamo pensare che i nostri progetti sui utenti più piccoli hanno 2 anni, ok? Mentre i nostri utenti più grandi di anni invece ne hanno 52, quindi abbiamo la possibilità di abbracciare una fascia di età veramente importante. In realtà i nostri ragazzi hanno sposato questa iniziativa perché non abbiamo fatto altro che fotografare la nostra quotidianità, fotografare la loro quotidianità. Quindi sì, non è stato complesso è stata un'azione trasversale, per cui è anche naturale, mi viene da dire, sì. Perché in realtà è la nostra quotidianità, la loro quotidianità che abbiamo appunto, come diceva lei, reso pubblica in un palcoscenico. Toglietemi una curiosità. Da oggi fino al 2 aprile su tutte le corse si opera in questo senso, oppure ci sono delle corse in cui si può fare, cioè c'è questa attività? No, saranno questi cartellini, questi poster esposti all'interno di tutti i vagoni della metropolitana di Catania. E quindi diciamo è un'attività che continua dalla prima corsa del mattino fino all'ultima della sera? Corsa fino all'ultima della sera per quest'arco di tempo, quindi fino al 2 aprile. Intanto è un impegno importante perché insomma dura un bel po' di giorni e quindi sarete sul campo per tanto tempo. Con voi, accanto a voi, c'è certamente la Ferrovia Circumetnea, c'è anche il Comune di Catania. Che ringraziamo tantissimo per questa perché voglio dire, possibilità. aprire una infrastruttura, aprire diciamo, una rete di comunicazione così importante per la viabilità della città, per gli spostamenti della città, a un progetto così significa che c'è lungimiranza, si capisce l'importanza di questo progetto, la finalità. Sì, siamo veramente grati di questa possibilità, di questa collaborazione con FCE e del patrocinio di Catania, perché per noi significa veramente tanto avere anche questo tipo di supporto e appoggio, anche perché i nostri ragazzi in autonomia utilizzano i mezzi pubblici per vivere la loro quotidianità e la loro vita, quindi è anche un ringraziamento a loro rispetto a questo, perché possono andare a lavorare in autonomia, possono uscire con gli amici o incontrare il proprio fidanzato, quindi è anche grazie a loro se i nostri ragazzi hanno questo livello di autonomia, di autodeterminazione, di scelta, di poter fare quello che vogliono a livello itinerante per la città. Allora, un progetto di crescita certamente, di inclusione sociale, ma mi piace chiudere dicendo che è anche un inno alla libertà. Sì. Assolutamente. Sì. In questo modo si rende libero chi
fino a un po' di tempo fa aveva qualche difficoltà nell'essere libero nelle piccole cose, cioè quello di potersi spostare da un posto all'altro della città. Grazie Grazie a voi. per questa bella iniziativa. Prossima fermata autonomia, sottolineerei il concetto di autonomia in tutto questo discorso che abbiamo fatto questa mattina. Auguro buon lavoro a voi. Grazie. Noi ci fermiamo per qualche momento e dopo parliamo di un altro tema, purtroppo ahimè in questi giorni assai presente, le allergie che tormentano milioni di italiani. A fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Abbiamo già anticipato, parliamo di allergie, che è un tema in questo periodo che coinvolge purtroppo tanta gente, tanti siciliani, tanti italiani. Buongiorno alla dottoressa Rossella Intravaglia, buongiorno. Allergologa, che però insomma lavora sempre nella stessa struttura, cioè del Policlinico, dell'azienda Policlinico Rodolico San Marco di Catania, anche in pneumologia. Sì, esatto. Quindi abbiamo riassunto bene la questione. La primavera sembra una stagione bellissima, è una stagione bellissima, ma non per tutti. No, purtroppo no, soprattutto per un'ampia percentuale di pazienti. Si stima, insomma, parliamo del 40% della popolazione italiana. È un numero elevatissimo. È uno su 4, uno su 5, e questi numeri tra l'altro stanno aumentando in maniera vertiginosamente negli ultimi anni. E ovviamente le società scientifiche hanno cercato di darsi anche una risposta. E sicuramente il cambiamento climatico e l'inquinamento, oltre alla predisposizione, cioè addirittura la predisposizione genetica, pare che sia un fattore che prima si pensava fosse il fattore scatenante predominante, ora è diventato invece il meno imputato. Quindi diciamo che il clima, l'ambiente in cui viviamo sta purtroppo determinando un aumento della concentrazione di pollini e quindi di allergie respiratorie. Allora, un bimbo su 5 soffre di asma, che è un problema legato sempre alle allergie. È legatissimo. Perché diciamo che nella vita dell'allergico c'è quella che noi definiamo la marcia allergica, quindi solitamente sono dei bimbi che per esempio hanno la dermatite atopica quando sono neonati, poi insorge un'allergia alimentare che magari poi si risolve con l'età. Nel momento dell'adolescenza sono dei rinitici, ma l'80% di queste riniti, che può sembrare una malattia banale, una malattia insomma, che è poco invalidante, però l'80% dei rinitici non trattati diventerà asmatico. E lì ovviamente poi l'asma diventa una malattia non solo invalidante, ma è una malattia che per il suo trattamento soprattutto in acuto, quindi utilizzando corticosteroidi per via sistemica, insomma in fiale o per bocca, porta poi delle altre patologie più importanti, diabete, ipercolesterolemia, problemi di cataratta, e poi sono dei problemi che nell'adulto devono essere poi trattati in maniera attiva, ecco. Dottoressa, la stagione dell'allergia però pare essersi allungata, perché prima era concentrata in un periodo molto ristretto, adesso ci leghiamo ai cambiamenti climatici. Che cosa è accaduto? Allora, io non sono molto anziana, però ricordo che all'inizio della mia specializzazione noi dicevamo ai pazienti: allora fai terapia da marzo sino a giugno. E negli ultimi anni invece i pazienti stessi ci dicono che il loro periodo si è appunto nettamente allargato, perché le alte temperature che noi iniziamo già adesso ad avere i 20-25 gradi, quindi motivo per cui le piante si iniziano a risvegliare, ma poi soprattutto si allungano, perché il paziente per esempio allergico a parietaria non ha più solamente quei 4 mesi della primavera, insomma, che gli danno fastidio, ma si allunga anche fino a dicembre. Infatti io dico sempre ai pazienti: finché c'è caldo voi fate la terapia, cioè non c'è più il concetto la faccia in primavera oppure la faccia fino appunto a giugno-luglio. Le graminacee pure, c'è stato un allungamento, un'anticipazione e un allungamento in autunno. E quindi noi infatti consideriamo in Sicilia la parietaria un allergene perenne, non è più uno stagionale, al pari dell'acaro della polvere. Ma ad aumentare questa stagione così delle allergie, influisce in qualche modo anche il fatto che non ci sono più le stagioni quelle fredde? Sì,
Sicuramente. Cioè non c'è più il periodo di freddo intenso che dura per 2 mesi. Sì, le basse temperature, ovviamente durante le basse temperature diciamo che le piante non hanno nessun tipo di fioritura, non c'è pollinazione e quindi diciamo, il letargo della pianta aiutava proprio ad evitare di sprigionare i pollini. Una volta che questo sta avvenendo meno, e sta avvenendo meno, anzi devo dire che quest'anno forse per noi è stato un inverno stranamente un po' più freddino, però anche in altre regioni d'Italia, anche al nord Italia, dove ovviamente loro erano abituati anche a stagioni molto ristrette di pollinosi, stanno iniziando a riscontrare un aumento dei periodi e quindi della sintomatologia dei pazienti. Chiudiamo questo capitolo dedicato alle piante con il fatto che magari il verde pubblico non è curato bene a 360 gradi, cioè non si riesce per ovvi motivi, perché ci sono anche le piante che crescono spontanee, anche quelle vanno... Questo può in qualche modo, diciamo, incidere? Incide e soprattutto sono state fatte delle campagne, specialmente nel centro Italia, in Toscana, dove si obbligano i comuni a piantare alcuni tipi di piante appunto rispetto che altre, proprio per ridurre la concentrazione di pollini. E un altro, secondo me, fattore che deve farci pensare, se ci facciamo caso, oggi per esempio nelle ville private, eccetera, ci sono i cipressi, che è la classica pianta che prima nessuno teneva in casa, oggi invece sono diventate delle piante ornamentali e il cipresso ha un impatto sul sistema immunitario molto forte. La fioritura del cipresso è invernale, gennaio-febbraio, e ci sono dei pazienti che hanno dei sintomi veramente gravi, veramente severi a causa di questo polline e quindi per esempio il cambio di abitudine ha portato per esempio un peggioramento dei pazienti che poi risultano essere positivi al cipresso, che magari non ci si pensa, però in realtà è una pianta che è molto allergizzante. Come ci si cura e come curare, insomma capisco che non è facile. Però in qualche modo qualche rimedio, qualche contromisura va presa. Allora i rimedi ci sono, in realtà sono tanti e secondo me ci vorrebbe anche un po' di cultura da parte di noi, della classe medica anche quando noi stessi diciamo, diamo dei consigli eccetera eccetera, nel senso che innanzitutto la malattia allergica è una malattia del sistema immunitario. E quindi i farmaci che noi abbiamo a disposizione, gli antistaminici, gli steroidi nasali, per carità servono, devono essere utilizzati, però noi li dobbiamo considerare come dei sintomatici, cioè finché io li assumo mi risolve il problema sul momento, ma non sono curativi. L'unica terapia che ad oggi invece è curativa, e ce l'abbiamo da 100 anni, non è una terapia innovativa, è appunto l'immunoterapia desensibilizzante, cioè il paziente, quelli che in maniera impropria negli anni '80 venivano chiamati vaccini antiallergici, perché non parliamo né di virus né di batteri, non sono anticorpi, ma è proprio lo stesso allergene che viene trattato in laboratorio, eccetera, eccetera, e viene somministrato quotidianamente, il paziente lo assume quotidianamente se decide di fare la terapia orale o mensilmente se si fa la terapia sottocutanea, e fin quando il sistema immunitario appunto diventa tollerante e quindi si scalzano le immunoglobuline E, che sono quelle che danno la reazione allergica, e fanno posto alle immunoglobuline, le IgG, appunto le immunoglobuline della tolleranza immunologica. L'unico problema qual è? È una terapia lunga, perché se la vogliamo ragionare è un po' come l'omeopatia, assumo quello che mi fa male. Però dobbiamo dare al sistema immunitario il tempo e quindi parliamo di terapie lunghe che vanno dai 3 ai 5 anni. L'altra nota dolente è che sono delle terapie che ad oggi sono a pagamento, quindi sono a carico del paziente, mentre fino al 2014 in Sicilia c'era la rimborsabilità, quindi il paziente anticipava e poi l'ASL faceva una sorta di rimborso. Questo purtroppo ha limitato, infatti c'è stato un calo nella prescrizione e nell'aderenza terapeutica, perché molti pazienti non possono sostenere questa spesa e non capendo che poi in realtà la patologia tanto banale non si curano, quindi preferiscono non curarsi. Il problema è che poi appunto la malattia poi può portare anche ad altre problematiche. Prima di chiudere alcuni consigli. Intanto come ci si difende? Mi metto gli occhiali per evitare che la lacrimazione agli occhi, oppure guardo quello che può essere il bollettino del polline
Allora, di in casa. realtà non sono cose tanto banali. Noi allergologi durante il periodo della primavera guardiamo i bollettini e questo lo dobbiamo fare appunto per dare le giuste indicazioni. Sì, in realtà ci sono dei piccoli consigli che si danno durante le visite. Uno fra tanti, che quando tra l'altro io lo davo in tempi non sospetti, venivo guardata male, l'utilizzo della mascherina. Perché proprio durante il periodo della pandemia si è vista un miglioramento, vuoi perché tutti stavano in casa e quindi non c'era il contatto col polline, vuoi perché quando si usciva c'era l'obbligo della mascherina, ovviamente l'impatto del polline sulle cavità nasali era minimo e quindi i pazienti stavano bene. Quindi teoricamente se si deve fare una scampagnata, si deve andare in zone ad alto tasso di pollini, indossare la mascherina aiuta. Un altro accorgimento può essere quello di tenere per esempio i finestrini sollevati in macchina e pulire il filtro antipolline ogni anno. E un altro accorgimento ancora, chiudere le porte nelle ore più calde della giornata, perché quello è il momento da mezzogiorno alle 15 in cui la concentrazione di polline è massima e quindi magari utilizzare un impianto di condizionamento, sempre dopo aver pulito i filtri e tutto, che può ovviamente minimizzare e aiutare. E soprattutto anche i pazienti per esempio che utilizzano il 2 ruote, come fanno i giapponesi, dovrebbero utilizzare la mascherina, però mi rendo conto che questi magari sono dei consigli che però non sempre vengono tenuti in considerazione. Beh, sono piccoli accorgimenti che però possono anche migliorare la qualità di vita. Sicuramente sì. Non è un grande sacrificio. Grazie per essere stata con noi. Niente. La dottoressa Rossella Grazie a voi. Intravaglia, allergologa presso la pneumologia del Rodolico San Marco di Catania. Grazie per i consigli, speriamo che chi ci ha ascoltato possa averne certamente giovamento. Buon lavoro, Grazie ci dobbiamo a voi. fermare, parliamo ancora fra pochissimo delle giornate FAI, ci collegheremo con Palermo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, un aggiornamento dalle agenzie, controlli e perquisizioni dopo i ferimenti, gli incendi e i colpi di fucile contro abitazioni e saracinesche. I carabinieri del comando provinciale di Palermo con i militari della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia e anche del nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia hanno arrestato 2 giovani di 20 e 29 anni accusati a vario titolo di reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizione di resistenza pubblico ufficiale. Nel box in uso al più giovane dei 2 arrestati, i carabinieri hanno trovato 182 grammi di marijuana, 1 kg e 600 grammi di hashish, suddiviso in 16 panetti. Nel box invece del 29enne, che ha aggredito con calci e pugni militari, sono stati rinvenuti e sequestrati 1 kg e 300 grammi di cocaina, 2 panetti di hashish, 28.000 euro in contanti e anche 550 grammi di hashish, ma poi c'erano anche dei proiettili e altro materiale che era utilizzato per pesare e confezionare la droga. I controlli hanno portato anche alla denuncia in stato di libertà di 87 persone per furto di energia elettrica e occupazione abusiva di alloggi popolari. Tutto questo a Palermo, allo Zen, e allora andiamo a Palermo, stavolta però per parlare di altro, parliamo delle giornate di primavera, le giornate FAI di primavera. Marco Gullà ha un ospite, insieme a lui c'è il presidente regionale del FAI Sicilia. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, sì, parliamo di cose belle. Oggi inizia la primavera e soprattutto iniziano anche le giornate FAI, come tu stesso hai appunto preannunciato. Io sono in compagnia del presidente regionale FAI, Sabrina Milone. Siamo nei pressi di Portanova, Corso Vittorio Emanuele, un corridoio turistico, lo vedete anche ovviamente dalle immagini, una flotta di turisti che in questo momento sta raggiungendo ovviamente i vari siti comunque archeologici di Palermo. Qui ce n'è uno, parlavamo poc'anzi appunto di Portanuova, e quindi palla adesso al presidente, a Sabrina Milone, per questi siti che sono aperti proprio in città da domani e ovviamente fino a domenica.
Buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione. Sì, da domani inizieranno le giornate FAI di primavera in tutta Italia, è la 33esima edizione delle giornate FAI. Siamo a Palermo saranno aperti dei luoghi inaccessibili come Porta Nuova e le scuderie reali, luogo inaccessibile perché essendo sede di un comando militare Esercito Sicilia solitamente non si può accedere e grazie a queste 2 giornate si avrà la possibilità di visitare le terrazze, la porta, ma anche come vi dicevo poc'anzi la bellissima scuderia reale con la statua ritrovata dopo essere stata trafugata dal Palazzo delle Finanze, la statua in bronzo, la statua alata, la vittoria alata, quindi sarà un'occasione unica, così anche il Circolo Unione che è dedicato ai nostri iscritti, che è un luogo inaccessibile perché è un circolo privato, e lì è stato il Palazzo Florio Fitalia, quindi il meraviglioso pavimento con i petali di rose e da poter mirare più tutti i saloni affrescati, poi la chiesa dell'Assunta, piccolo gioiello barocco con pitture del Borremans e stucchi del Serpotta, e la chiesa di Sant'Antonio Abate con la meravigliosa torre dove sarà possibile ammirare anche il quartiere della Vucciria, e poi andiamo nella Palermo più antica, la necropoli punica all'interno della città, sarà possibile visitare la necropoli ma anche alcune tombe, l'interno di alcune tombe, quindi veramente solitamente chiusa, di conseguenza è veramente un'occasione speciale per visitare questi luoghi. La particolarità, Presidente, è anche che questi luoghi vengono illustrati da giovanissimi ciceroni che avete arruolato, avete formato ovviamente in queste... La nostra missione di Volontari FAI è una missione educativa, per cui rivolta soprattutto ai giovani e agli studenti italiani. Pensate che a questa edizione parteciperanno in tutta Italia 16.000 studenti, quindi sono studenti appositamente preparati dai nostri volontari, i nostri delegati, in collaborazione con i loro docenti, ed è un modo anche per farli sentire parte attiva della nostra vita sociale e anche culturale. E tra l'altro, Angelo, guardate qui, vi mostro anche tantissimi studenti scolareschi che salutano, quindi che ovviamente faranno poi anche loro, approfitteranno di queste giornate FAI tramite i loro maestri, le loro maestre o professoresse, appunto per visitare tutti questi siti che ci sono a Palermo. Però Angelo, se mi permette un'altra domanda, Presidente, gliela voglio fare io. Lei è Presidente regionale, ci sono anche tanti altri siti belli, inviolabili, diciamo, che aprirete in questi 2 giorni in tutta la Sicilia. Sono 60 siti, 20 città siciliane, quindi posso raccontarvi brevemente. Ce ne sono tanti. Di 3, per esempio, itinerari urbani. A Siracusa con la zona Umbertina e le sue architetture, a Gela un percorso dedicato all'architetto Salvatore Cardella, così anche Gibellina è la ricostruzione dopo il sisma, quindi sono luoghi veramente tutti eccezionali. A Corleone un percorso ambientale dedicato alla natura con le cascate delle 2 Rocche, dove ci saranno proprio i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che regaleranno un momento anche di sensibilizzazione verso la tutela dell'ambiente, perché poi parliamo di patrimonio artistico, ma noi anche siamo rivolti anche verso il paesaggio, verso l'ambiente, cercando sempre di tutelare e curare e soprattutto far conoscere. Angelo, tra l'altro, insomma, parlando con la Presidente poc'anzi si parlava di numeri, perché comunque ci avviciniamo anche ai cosiddetti ponti di primavera, parlavamo di numeri e lei stessa mi ha detto: guarda, a noi non interessano tantissimo i numeri, a noi interessa soprattutto imprimere uno stampo culturale alla città, ma soprattutto anche a tutti questi ragazzi che si ovviamente avvicinano a questi siti, Presidente. Sì, la nostra, come dicevo poc'anzi, è una missione educativa e culturale, quindi per noi è importante che comunque
possiamo tutti conoscere le nostre città, il nostro patrimonio culturale, che poi parliamo di patrimonio culturale che riguarda tutta la nazione, quindi iniziamo dai più giovani, però poi saranno i più giovani che trasferiranno ai nostri visitatori di ogni età queste notizie e quindi la conoscenza dei luoghi, perché è indubbio che senza conoscenza non ci può essere tutela. Presidente, Angelo. sì, volevo chiedere, ma come si fa a visitare questi luoghi? Ci si deve prenotare? Allora, Ci si può presentare direttamente? Come funziona? In alcuni luoghi ci si può presentare direttamente, in altri occorre la prenotazione, quindi è sempre meglio consultare il sito del Fondo Ambiente Italiano. Lì troveranno tutto l'elenco dei siti aperti in tutta Italia e lì ci saranno anche le specifiche, quindi le indicazioni da seguire. Grosso modo, Marco, grosso sì. modo hanno una stima di quante persone in questi giorni alla fine visiteranno? Io parlo della città di Palermo intanto, questi luoghi? Ma noi non ne facciamo stime perché solitamente però sicuramente è un evento tanto atteso da tutti gli italiani e lo dimostra che in 32 edizioni hanno partecipato alle giornate 13 milioni di italiani. Posso invece chiedere una cosa io velocemente? Non si parla di numeri perché appunto la Presidente non vuole parlare di numeri, anche perché comunque sono numeri alti, Angelo, e posso assolutamente confermartelo anche io che spesso sono andato in questi siti archeologici proprio per documentare per i nostri telegiornali ovviamente le presenze, ma soprattutto le bellezze artistiche e culturali che vengono aperte al pubblico. Però posso chiederle se c'è una prevalenza di giovani o meno giovani verso queste aperture FAI? Ma durante l'apertura FAI diciamo che è un pubblico variegato, perché oltre sono giovani ma anche molte famiglie. Assolutamente, questo è molto bello perché vedere comunque la famiglia che si riunisce in una giornata così per dedicarsi alla conoscenza del nostro patrimonio, per noi sicuramente è un grande obiettivo raggiunto vista la nostra missione. Speriamo anche che il meteo possa accompagnare e supportare insomma queste giornate, ma credo che, Angelo, non dovrebbero esserci stravolgimenti meteorologici nel weekend, quindi sicuramente la giornata perfetta per visitare questi siti. E anche da questo dipende l'affluenza dei dati, ma che sono in qualche maniera dati passati da 5.000, 8.000 visitatori, dipende anche dalle condizioni atmosferiche appunto. Per questo speriamo che possano essere delle belle giornate di primavera. Grazie allora Marco Gullà, grazie anche alla Presidente del FAI Sicilia, Sabrina Milone, buon lavoro e ci sarà tanto da lavorare in questi 2 giorni, ma è piacevole sicuramente. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a voi. Una buona giornata ancora, adesso invece guardiamo le pillole di Almanacco e dopo torniamo con la lettura delle stelle per il fine settimana con Marco Amato. Oggi vi parliamo di ben 4 giornate mondiali. La prima è la giornata mondiale della poesia, la seconda è quella del servizio sociale, la terza delle foreste e dei boschi e infine la quarta è la giornata mondiale contro la discriminazione razziale. 4 giornate che ci invitano a riflettere, a celebrare la bellezza, la diversità e la solidarietà. Gli astronomi si pongono spesso come obiettivo quello di esaminare un corpo celeste, che non sempre può essere studiato nel dettaglio con un singolo telescopio. Per questo motivo vengono spesso disposte schiere di telescopi che osservano un singolo oggetto nello stesso momento, aumentando enormemente la risoluzione e la possibilità di studio delle varie caratteristiche della stella o in generale del corpo studiato. Successivamente un dispositivo digitale elaborerà i segnali, compensando il ritardo presente tra i vari telescopi. È il momento di sapere che cosa ci riservano le stelle per il fine settimana. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Ben trovato. E allora, tazzina dorata stamattina, Argentata. Argentata, è un riflesso di luce che
Ecco, adesso magari vedo bene. Ok, d'accordo, bene. Allora, cosa ci puoi dire oggi? Allora, il vostro astrologo, che è anche l'astrologo più allergico del reame. Abbiamo parlato prima di allergie, Sì, è come proprio un argomento che mi tocca fortemente. Comunque è proprio la bella Venere, che è la dea della salute, anche proprio perché a Venere nell'oroscopo si attribuisce anche la salute e la pelle. La protagonista di questo weekend, una Venere che incontra il Sole, quindi che ha la sua massima potenza. Vi ricordo che Venere e il Sole sono due astri di luce, proprio perché Venere nella tradizione latina era vespertina, la prima stella della sera, annunciava la sera, e Venere Lucifero, ovvero l'ultima a tramontare quando già il Sole sorgeva, proprio perché la sua luminosità era quella di un pianeta più vicina quindi al nostro cielo e non quella delle stelle, per questo era immediatamente più visibile. Ma questa Venere ha un poco di luminoso in questo weekend, proprio perché è vero che si illumina del Sole, ma è in sestile anche a Plutone, come anche Mercurio. Plutone, il re degli inferi, è un pianeta misterioso che ha a che fare con la creatività ma anche con la passione, quindi è un weekend assolutamente all'insegna delle passioni per i 12 segni zodiacali. Vediamo come. Per Ariete è assolutamente un weekend vantaggioso, proprio perché Venere è amica e Plutone ci mette pure la sua. I rapporti Plutone in Acquario e Ariete sono due segni molto compatibili, quindi l'Ariete si riprende in mano la sua forza passionale e inizia a travolgersi in una nuova passione. Toro. Per il Toro tutto questo è un po' più rassicurante, proprio perché gli aspetti che si formano accadono più nel suo inconscio, quindi è un Toro che diventa meno rigido, meno possessivo e che si lascia andare a sentimenti un pochino più liberi, senza troppe farraginosità che sono tipiche del primo segno di terra dello zodiaco. Gemelli, questa combinazione di valori è assolutamente geniale, proprio perché Gemelli è il segno dell'intelligenza, Plutone è l'emblema della creatività. E in questo senso i Gemelli finalmente finiscono di fare ragionamenti cervellotici e si danno invece alle passioni in una maniera molto più serena, divertente e ridanciana. I Gemelli, si sa, quando scherzano sono anche molto teatrali. Cancro, la configurazione è abbastanza lontana dai vostri gradi, è più la Luna che governa in questo weekend, una Luna sagittariana e poi capricorniana, quindi una Luna che all'inizio produrrà delle esuberanze e che poi dovrà fare i conti con le conseguenze delle scelte fatte. Leone, per i segni di fuoco è assolutamente passionale tutto ciò. Venere in Ariete, quindi con l'appoggio anche di Plutone che in opposizione provoca il Leone e lo spinge proprio a essere un po' più conquistatore del solito. Vergine, una giornata assolutamente interessante per voi, una giornata per cui i pianeti dispongono una riflessione un po' più accurata sui sentimenti. Per tutto il weekend la Luna sembrerà agitare le vostre emozioni, ma proprio domenica la Luna sarà in trigono in Capricorno e sederete le vostre ansie. Bilancia, anche per voi è una provocazione per niente intellettuale, proprio perché Venere è in opposizione in Ariete. Quindi, cari Bilancia, l'oroscopo dice che dovete amare. Scorpione, la giornata di oggi prevede proprio Plutone e per tutto il weekend anche la sua azione nei vostri confronti che vi fa abbandonare delle direzioni inutili riguardo a una passione che forse è un po' troppo complicata. Sagittario, il weekend si inaugura con una Luna a voi congeniale nei vostri gradi, per cui le emozioni andranno assolutamente rincorse ed inseguite. Capricorno, questa configurazione è proprio davanti ai vostri occhi.
sottoboscocchi, quindi serve a vederci chiaro, e anche se l'amore non ha niente di razionale, alla passione non saprete, non potrete dire di no, quindi vi ci tufferete. Acquario, beh, per voi è assolutamente tutta creatività, proprio perché Plutone è nei vostri gradi, e con l'appoggio di Venere tutto questo per una volta tanto si concentra in amore, dove unirete sia la vostra fantasia che il vostro sorprendente fascino. Pesci, e questa configurazione di questo weekend aiuta molto anche, soprattutto domenica, proprio perché la luna sarà di nuovo congeniale, e tutto quello che Venere comporta, Venere sta retrogradando e quindi arrivando da voi, vi porterà un nuovo flusso d'affetto e di passione che da tempo per delle distrazioni lavorative non seguivate bene. E detto questo, auguro a tutti un magnifico weekend, e ora l'astrologo scappa nel primo weekend delle giornate del FAI a raccontare a una scolaresca una magnifica chiesa monumentale. Vi auguro uno splendido weekend. Grazie, allora buona giornata e chiaramente buona attività da Cicerone, diciamo così, per questo fine settimana. Adesso vediamo cosa ci riservano gli appuntamenti nella nostra regione per il weekend che ci apprestiamo a vivere. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Torna anche in Sicilia il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. Parliamo della 33esima edizione della giornata FAI di primavera, organizzata dal Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, che quest'anno compie 50 anni. In Sicilia, sabato 22 e domenica 23 marzo, vengono aperti al pubblico ben 60 luoghi speciali in 20 città dell'isola, grazie ai volontari delle 9 delegazioni e 7 gruppi FAI attivi in tutto il territorio siciliano. A Palermo la quarta edizione di Poesie in Azione, il festival di poesia performativa che trasforma le parole in movimento, incontri e resistenza, giochi poetici, spettacoli musicali e letture condivise animano il Teatro Atlante e il Teatro Massimo da venerdì 21 marzo a domenica 23 marzo. Ancora grande musica protagonista della stagione concertistica del Teatro Garibaldi di Modica. Domenica 23 marzo alle 18 va in scena L'Imperatore dei Concerti. A 35 anni dalla prima messa in scena di uno spettacolo che ha fatto la storia del teatro italiano, Enrico Brignano riporta sul palco I 7 Re di Roma. Lo spettacolo arriva al Teatro Metropolitan di Catania sabato 22 marzo alle 21 e domenica 23 marzo alle 16:30. Un evento che celebra i sapori autentici della Sicilia e promuove il lavoro dei piccoli produttori locali. È il Taorme Day, giunto alla terza edizione. L'evento è in programma il 23 marzo al Palazzo dei Congressi di Taormina. Emozioni profonde venerdì 21 marzo alle 20:30 e sabato 22 marzo alle 17:30 al Teatro Massimo Bellini di Catania, con il focus su due padri del sinfonismo tedesco, Beethoven e Mendelssohn. In occasione dell'80° anniversario della nascita di Franco Battiato, il Centro Studi di Gravità Permanente e il Comune di Catania celebrano il compianto artista etneo e coorganizzano un incontro omaggio dal titolo Auguri Franco, esegesi del genio, domenica 23 marzo alle 10:30 al Palazzo della Cultura di Catania. E anche per questo fine settimana è tutto, vi auguriamo un buon weekend. Emanuela, chiudiamo con te, con qualche altra chicca che ci regali dalle pagine dei quotidiani. Sì, allora intanto siamo su Repubblica, vediamo l'agonia dei ghiacciai ridotti alla metà nei prossimi 25 anni. È uno studio di Greenpeace del Politecnico di Zurigo. Se non agiamo nel 2050 l'Italia avrà perso quasi il 50% della superficie gelata e non c'è nessuna regione al sicuro tra la Valle d'Aosta e
poi la Lombardia, il Piemonte, il Trentino e il Veneto, che sono naturalmente tutte le nostre regioni nell'arco poi delle Alpi, dove ci sono anche i ghiacciai. Tu pensa che l'Adamello, che è il ghiacciaio più grande d'Italia, appunto se non si agisce avrà perso il 40% della sua superficie. E poi la marcia degli iceberg nella Groenlandia, anche lì che si sta sciogliendo. Tra l'altro Groenlandia significa terra verde, quindi al di sotto potrebbe appunto esserci questa terra rigogliosa se dovessero sciogliersi i ghiacciai, ma non è un buon segnale, come sappiamo benissimo. Andiamo a vedere lo spettacolo invece italiano, con Benigni che ha fatto il pieno di ascolti su Rai 1 con questo suo ritorno appunto nel piccolo schermo. La destra che invece lo taccia di essere il solito fazioso, più di 4 milioni gli spettatori, il 28,1% di share. E poi chiudiamo con invece il giornale, che dedica oggi un'intervista a Lucio Corsi dopo il successo di Sanremo. Lui adesso si prepara per andare sulla palco dell'Eurovision al posto del vincitore Olli e dice: ecco i miei ritratti in musica, all'Eurovision porterò l'armonica. No, voglio dire... Beh, uno strumento che non si usa un po', cioè, raramente si vede, diciamo così. La rivelazione di Sanremo pubblica il disco che si chiama come il suo singolo, appunto, Volevo essere un duro. Grazie Emanuela, ci fermiamo per questa settimana con Buongiorno Sicilia, ci ritroviamo a partire da lunedì. Come sempre chiudiamo in musica, a tutti chiaramente l'augurio di un weekend sereno insieme a tutte le nostre produzioni, perché noi restiamo ovviamente qui a tenervi compagnia. A lunedì con Buongiorno Sicilia. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ricordare i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo, l'espressione su un volto per caso